Permane ancora un'area di alte pressioni che ci interessa, non è intensa ma è sufficientemente forte per proteggerci dai sistemi perturbati che scorrono vicini, in qualche modo mandano un spiffero veramente di aria e permettono alla nebbia di dissolversi. È una situazione che non cambierà per questo fine settimana, domani, sabato e domenica la stessa cosa, durante la mattina la nebbia che copre il cielo, una nuvolosità stratificata, poi pian pianino c'è un miglioramento, però c'è da dire che sabato proprio, ma anche in parte domenica, il cielo non si rasserenerà totalmente, rimarrà comunque interessato da nubi, senza effetti se non localmente un po' di nebbia, ecco, che sono goccioline sospese che precipitano, ma sono piccole precipitazioni che di nessuna consistenza. Venti molto deboli, quasi inesistenti, temperatura al di sopra della media, quindi sotto zero non andiamo, anche se 3-4 gradi sopra lo zero, quindi localmente potremmo avere delle temperature più basse, e valori massimi 8-9, e se c'è un attimo di sole vanno anche oltre i 10 gradi. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso, situazione cambia poco per lunedì, martedì un piccolo peggioramento, ma durerà solo l'arco di 24 ore e poi di nuovo tempo stabile fino quasi a metà febbraio. È tutto.